Di oggi, un noto sport da combattimento nato in Thailandia tanto in voga in questo periodo, la Muay Thai. Un succulento primo piatto del nostro territorio, le linguine con pesce spada, peperone dolce, pesto di rucola e pomodorini canditi. Fretta, ansia e stress caratterizzano il tram tram quotidiano della nostra società. A studiare le soluzioni, la psicologia. Le telecamere di Gallery in un rudere del centro storico agrigentino trasformato in mostra artistica, l'arte giovane fatta dai giovani. Protagonista della pagina moda di oggi è Valentina Carrubba, Miss Aprile Agrigento Flash 2013. Ciao amici di Gallery, continuiamo insieme questo percorso attraverso le numerose sfaccettature della nostra società, partendo dal fitness, passando dalla cucina alla medicina, finanche la cultura. Tante le email pervenute alla nostra redazione, sempre attenta alle vostre segnalazioni e ai numerosi I like, i mi piace per intenderci. Sulla nostra pagina ufficiale su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/page/gallery, con la quale, lo ricordo, potrete interagire direttamente con noi, magari per commentare le puntate, proporre nuove idee e proporvi anche voi. Gallery è un programma che viene aggiornato continuamente ed è sempre a stretto contatto con il pubblico di TVA Televideo Agrigento. Partiamo dunque con questa nuova e ricca puntata. Signore e signori, benvenuti a Gallery. E apriamo questa puntata di Gallery con il fitness. Lo facciamo con un'attività sportiva molto in voga in tutta Italia ed in particolare nel nostro Interland. La Muay Thai è uno sport da combattimento a contatto pieno che ha le sue origini nell'antica tecnica di lotta thailandese. La disciplina è nota come l'arte delle 8 armi o la scienza degli 8 arti, perché consente a due contendenti che si sfidano di utilizzare combinazioni di pugni, calci, gomitate e ginocchiate, quindi 8 parti del corpo utilizzate come punti di contatto. La Muay Thai originale divenne popolare nel XVI secolo in patria, ma si diffuse internazionalmente solo nel XX secolo, dopo alcune modifiche regolamentari e quando diversi pugili thailandesi si confrontarono con successo con i rappresentanti di varie arti marziali. Noi di Gallery teniamo a sottolineare che è un'attività sportiva e tale deve rimanere da praticare esclusivamente in palestra o in luoghi preposti al suo svolgimento e mai per strada. Conosciamo la Muay Thai.
le persone che vengono a iscriversi e a fare questa attività? Beh, sicuramente la maggior parte delle persone è quella che vuole fare sport, oggi come oggi. Logicamente ti direi la classica frase, dagli 0 ai 99 anni, però sicuramente c'è una fascia per ogni età. Per i ragazzini, per i bambini può essere qualcosa che li avvicini allo sport, alla salute, che li tolga soprattutto dalla strada, che oggi abbiamo, ahimè, una triste realtà nella strada. Te lo dico perché sono anche insegnante scolastico. Poi sicuramente la fascia media dei giovani, degli adulti, che si possono anche riscontrare nello sport, possono farsi del bene, e anche perché noi gli anziani, perché con una diciamo pratica abbastanza misurata, lieve, possono avere un benessere fisico. Poi i nostri atleti, io rappresento la Federazione Italiana Muay Thai, che è proprio la federazione che organizza la Muay Thai in Italia, che viene direttamente autorizzata dal Ministero dello Sport thailandese. E i nostri atleti, tutti quelli che sono diplomati da noi, sicuramente hanno delle ottime nozioni di educazione fisica. Dopo il responsabile regionale di Muay Thai conosciamo un istruttore specializzato e attivo di questa disciplina Muay Thai, è Francesco Ragno. Francesco, nel tuo corso ecco, quali sono principalmente gli allievi che tu hai e quali sono gli insegnamenti che tu dai a loro? Innanzitutto partiamo dal fatto che abbiamo dagli 11 anni in su, abbiamo ragazzi, quindi anche veramente ragazzini che si interessano a questa disciplina, e poi andiamo a salire. La disciplina si apre a tutti, uomini, donne, ragazzi, ragazze, perché è una disciplina molto completa. Si lavora sullo stretching, si lavora sulla potenza muscolare, si lavora sulla resistenza, quindi andiamo a integrare tanti allenamenti, dal bootcamp, allenamento funzionale molto in voga in questo momento, alla Muay Thai specifica e ai vecchi metodi di allenamento che non vengono mai comunque a nuocere, anzi sono un completamento di tutto all'interno della disciplina. Vedete, i ragazzi cominciano sempre con una parte atletica, migliorano le condizioni del cuore, le condizioni cardiovascolari, migliorano la loro potenza, la loro resistenza a questo forte allenamento. E adesso vi faremo anche vedere un po' nello specifico che cosa significa box thailandese Muay Thai, come viene applicata e come tra l'altro è molto divertente, perché è più probabile farsi male in una partita di calcio anziché andare a farsi male in un incontro molto simulato e molto leggero che adesso i ragazzi faranno. Quali sono le figure principali di questa attività sportiva? Benissimo, nell'arte della Muay Thai, come tutte le arti marziali, sono delle forme da eseguire. Come vedi e vedrete sicuramente, vedete la shadow box, che è la box a vuoto, che è classica del pugilato, e in questo caso oltre ai pugni viene messo il colpo di ginocchio, di gomito e quindi di calcio. Poi ci sono gli allenamenti ai PAO e ai focus gloves, che sono i colpitori, proprio per dare all'atleta l'impatto per poi andare sul ring e cimentarsi con il suo antagonista. E per esempio state ancora vedendo la gente che lavora al sacco e la gente che fa tra di loro un piccolo combattimento chiamato sparring per simulare quello che poi sarà il ring. La preparazione come viene fatta? Si fanno delle tecniche specifiche, quindi in questo caso l'istruttore chiama la tecnica e l'atleta, l'allenatore o l'allievo che dovrà combattere risponde alla tecnica che è chiamata. Facciamo alcune tecniche tipiche, quindi alcune tecniche che vanno tra i pugni e i calci o mischiando calcio e pugno, poi arriveremo al corpo a corpo, dove saranno tecniche di gomito e ginocchio. E quindi vedete un po' velocemente quello che è proprio l'arte della Muay Thai. Jab cross jab e lock. Allora partiamo con dei pugni e calci. Vai. Jab cross jab. Ok, jab gomito. Jab gomito. Ok, jab gomito e ginocchio. Vai. Vai. Per poi passare alla fase di corpo a corpo. Vai, di nuovo. Arrivi nel corpo a corpo. Vai col ginocchio. Gomito. 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 Pugni. Ginocchio, vai. Bam bam. Come puoi notare non è molto facile, perché durante le risposte che l'istruttore dà all'allievo per combattere ci può scappare la gomitata e la ginocchiata, proprio perché la Muay Thai è un'arte molto dura.
quindi è proprio di impatto sul ring. Ti lascio solo, do a voi la risposta sulla difesa personale. Dico, ci sono delle precauzioni particolari proprio per evitare magari di farsi male? Logicamente, come il regolamento vuole, si basa, prima di tutto c'è il paradenti e la conchiglia. Poi ci sono i guanti per l'incontro della faccia, i paratibia per le gambe. L'atleta professionista combatte solo col paradenti e la conchiglia e i guanti di protezione e basta. È necessaria un'adeguata alimentazione magari per affrontare questi allenamenti, visto che sono abbastanza pesanti? Sicuramente l'alimentazione è molto importante ed è quella sportiva, ma a questo pro io ti passo Francesco, che è appunto il preparatore atletico della nostra federazione in regione. Ecco appunto, che tipo di alimentazione è necessaria per far sì che non ci siano dei problemi ulteriori a questa attività fisica? Non è necessaria una particolare alimentazione, è chiaro che su ogni atleta viene eseguita un'alimentazione, perché c'è un atleta che è normopeso, un atleta che è un po' in sovrappeso, quindi in base alla varietà dei ragazzi che vedete noi andiamo un pochettino, non costruiamo diete, però sappiamo dare dei giusti consigli e sicuramente porteranno l'atleta alla condizione di gara migliore. Tracciando un piccolo bilancio, ecco, una piccola delucidazione orientativamente su quanto si dovrebbe aggirare come chilocalorie giornaliere per il fabbisogno necessario per affrontare questa tipologia di attività sportiva per un normopeso. Per un normopeso e da qui poi vai anche a vedere la statura, il metabolismo basale, che comunque è sempre importante per un atleta, siamo non meno delle 2000 calorie, perché considerate che qui in un'ora e mezza, quasi 2 di allenamento, si arrivano a consumare anche 1500, 1600, 1700 calorie. Il lavoro è molto intenso, come vedete, per cui di sicuro si può mangiare. Poi è chiaro riuscire a capire cosa mangiare e soprattutto mangiare sano, equilibrato, così come ci è stato insegnato anche con le nostre belle e amate diete, insomma, equilibrate, quindi questa è una parola d'ordine. Quali sono i muscoli principalmente interessati da questa attività sportiva? Noi interessiamo tutti i muscoli, perché come abbiamo già detto noi integriamo tutti gli allenamenti nuovi che ci sono, non in voga perché è di moda, in voga perché efficaci, quindi può sembrare un allenamento basato molto sulle gambe, difatti lo è. Però la nostra preparazione atletica si basa sulla resistenza anche cardiaca, polmonare, per cui facciamo lavorare con esercizi specifici e con attrezzature specifiche anche la parte alta del corpo. Quindi vedete, i ragazzi hanno fisici statuari, non sono masse enormi, però sono fisici magri, modellati, resistenti a qualsiasi evenienza, insomma. Bene, ringraziamo a questo punto Francesco e Angelo per la loro disponibilità, per averci delucidato questa attività sportiva che è la più in voga in questo momento, quindi se avete voglia magari di dare qualche calcio, qualche pugno, venitevi a iscrivere a questi corsi che sono pienissimi e troverete gente preparata come loro che vi spiegherà come affrontare questa attività sportiva. Tra virgolette obblighiamo i nostri atleti a non usarlo mai fuori, perché è molto devastante. Se dobbiamo parlare di legittima difesa, ricordiamoci l'articolo 52 del codice penale che dice che la difesa deve essere proporzionata all'offesa. Viviamo in un mondo molto violento, cerchiamo di non fare violenza. E continuiamo con la cucina e i suoi protagonisti. Salvatore Carlozzo, chef agrigentino allievo del cavaliere Mario Consentino, dopo aver conseguito la maturità presso l'istituto alberghiero Ambrosin di Favara, ha proseguito la sua formazione professionale all'interno delle più prestigiose strutture alberghiere ristorative della città dei templi, non tralasciando però le esperienze oltre confine. Qual è il piatto che presenti e quali gli ingredienti? Andiamo a presentare delle linguine con pesce spada, peperone dolce, pomodorini canditi e un pesto di rucola con dei pinoli tostati. Gli ingredienti per 4 persone? Gli ingredienti per 4 persone sono linguine, peperone dolce, dei pomodorini pacchino fatti canditi, aglio, cipolla, pesce spada,
pinoli tostati e un pesto di rucola. Il pesto di rucola è come il pesto al basilico, però al posto del basilico si mette la rucola, gli stessi ingredienti: aglio, pinoli, formaggio, olio, un po' di sale e rucola. Passiamo alla preparazione. Va bene. Adesso cosa stai facendo? Allora, prepariamo il piatto. Olio extravergine d'oliva con della cipolla tritata. Facciamo leggermente appassire. Nel frattempo possiamo buttare le linguine, perché il tempo di cottura equivale alla preparazione della salsa. Dopo aver fatto appassire la cipolla, quali sono gli altri? Mettiamo un pizzico di aglio tritato. E mettiamo subito il peperone tagliato a cubettini. Ok. Pesce spada tagliato a cubettini. Aggiustiamo un po' di sale e di pepe. Ok. Adesso possiamo mettere un po' di pomodorini secchi. In siciliano si chiamavano le chiappe di pomodoro. Come si vanno a realizzare i pomodorini secchi? Una volta si realizzavano come i contadini facevano, fatte essiccare al sole, un po' di sale, un po' essiccate al sole. Io l'ho fatte a forno, diciamo, adesso per prolungare la cottura. Prima messe sotto sale che si fa perdere l'acqua, poi messe a forno da asciugare. Basta. Continuiamo con la cottura della salsa. Ok. Metto un goccettino di acqua di cottura dalla pasta. E pochissimi pinoli tostati. Ok. Adesso metto una puntina di pesto di rucola. Questo pesto di rucola sarà poi l'ingrediente che darà la cromaticità al piatto? Sì, perché diciamo ho unito dei prodotti dolci come il peperone dolce, il pomodorino e il pesce spada. Andiamo a fare contrasto con un pesto di rucola che è leggermente amaro. Le linguine quanto tempo vogliono di cottura? Il tempo di cottura è stimato circa 8 minuti. Noi la faremo circa quasi 7, poi la faremo saltare in padella che ultimiamo la cottura, ultimando la cottura e dando anche sapore alla pasta nella padella. La cottura della pasta è terminata, adesso andiamo a saltarla in padella. Sì, andiamo a saltare le linguine in padella e ultimiamo la cottura. Come si capisce? Da cosa si capisce quando la pasta sarà pronta? Ma la salsina, avendola cotta al dente, ancora ha del grano dentro, della farina. E ultimiamo la pasta con un ciuffo di prezzemolo tritato. Adesso siamo pronti ad impiattare. Andiamo a comporre il piatto. Ok. Metto un cucchiaio di pesto di rucola nel centro del piatto. Lo dispongo a specchio, diciamo. Ok. Sopra questo specchio di
Voilà. Andremo a fare una spirale di pasta. Andremo a mettere la restante salsa. Ok, completiamo il piatto mettendo dei pinoli tostati e un ciuffettino di prezzemolo. Ok, il piatto è terminato. Dunque il piatto è pronto per essere degustato. Sì, il piatto è pronto già per essere degustato. Una società frenetica, quella dei giorni nostri, caratterizzata da fretta, stress e ansie. Come affrontarli? Oggi nella pagina della medicina ci occupiamo di psicologia, la scienza che studia il comportamento degli individui e i loro processi mentali e soprattutto la loro parte interiore, sia conscia che inconscia. Tale studio riguarda le dinamiche interne dell'individuo, i rapporti che intercorrono tra quest'ultimo e l'ambiente, il comportamento umano ed i processi mentali che intercorrono tra gli stimoli sensoriali e le relative risposte. Loredana Messana ha realizzato un servizio proprio su queste interessanti tematiche. Vediamole insieme. Ansia e stress, disturbi che accomunano gran parte della popolazione. Quali sono le cause, i rimedi e le psicoterapie efficaci? Ne parliamo con la dottoressa Alessia Iacono, psicologa. Dottoressa, cos'è l'ansia e lo stress e quali effetti provocano? L'ansia, proprio come hai detto poco fa, è un disturbo molto frequente nella popolazione, anche se comunemente il termine ansia, come il termine stress, viene abusato, quindi viene utilizzato un po' troppo frequentemente, non indicando poi nella realtà la forma patologica d'ansia, per cui possiamo dire che l'ansia più diffusa, possiamo sostituire il nome d'ansia a una forma di arousal, di eccitazione, mentre quando si parla di ansia come alterazione patologica possiamo definirla invece come una complessa combinazione di emozioni negative che includono la paura, l'apprensione, lo stato di allerta, ma anche tutta una serie di sintomi fisici quali palpitazioni, dolori al petto, respiro corto, sudorazione, tremori, nausea e così via dicendo. Un approccio multidimensionale alla descrizione, appunto alla diagnosi di ansia, ci viene da un inquadramento teorico che prende il nome di psicologia funzionale. È un'ottica, diciamo, olistica, che prende in considerazione l'organismo e la persona come unità integrata. Con coloriture emotive negative quali la paura, insomma tutta una serie di alterazioni complessive del sé, e quindi non soltanto la parte cognitiva e quindi mentale, ma si prende in considerazione anche la parte emotiva, fisiologica, posturale e muscolare. Quali sono le terapie? Dunque, le più diffuse, quelle che sappiamo bene, sono le terapie psicofarmacologiche, quindi ansiolitici, tra cui quelli più frequentemente prescritti sono gli SSRI, ma soprattutto le benzodiazepine. Per
per trattare i sintomi acuti dell'ansia molto spesso vengono prescritti farmaci, psicofarmaci ansiolitici, tra cui le più comuni sono le benzodiazepine, gli SSRI e i beta bloccanti. Tuttavia la strada del trattamento psicofarmacologico non deve essere l'unico, perché come dicevo poco fa, sia nella parte diagnostica è fondamentale il tenere in considerazione l'organismo come unità, come organismo intero, quindi anche nel trattamento è fondamentale che venga preso in considerazione tutti gli aspetti, tutti i piani su cui l'organismo appunto si muove, e quindi il piano cognitivo, il piano delle emozioni, appunto muscolare, posturale e fisiologico, per cui a questo proposito ci sono delle forme delle psicoterapie, tra cui una psicoterapia integrata, ma non solo. Per esempio nelle forme, quando l'ansia fa parte del quadro diagnostico dello stress, più complesso dello stress, si può fare riferimento sempre, si può prevedere un trattamento funzionale antistress, proprio all'interno della psicologia funzionale è previsto questo trattamento che ha una minore durata rispetto a una psicoterapia classica, quindi va da un minimo di 4 a un massimo di 12 sedute complessive di un'ora alla settimana. Per cui durante questo trattamento funzionale antistress vengono fatti, innanzitutto viene ripristinata la respirazione diaframmatica profonda, perché come sappiamo la respirazione è un importantissimo regolatore dell'organismo. Poi vengono appunto prese in considerazione tutte quelle esperienze basilari del sé fondamentali nel ripristino del benessere della persona, e quindi il lasciare, lo stare, quindi l'allentare il controllo. Al di là della terapia farmacologica e della psicoterapia, esistono dei rimedi alternativi che chiunque può benissimo fare a casa? Quando parliamo di prevenzione dello stress, quindi non siamo in un ambito di psicopatologia, possiamo dare alcuni suggerimenti, per cui è fondamentale, visto la vita frenetica che conduciamo, ritagliarci all'interno della giornata delle micropause, cioè dei momenti in cui, anche durante il lavoro, cioè ritagliarsi proprio dei momenti in cui non fare nulla, cioè nel senso lasciare completamente l'attenzione, la vigilanza, quindi proprio non è un dormire, è uno stato di allentamento, direi. Quindi poi piccoli automassaggi al collo, perché spalle e collo sono i serbatoii di tensione, quindi è fondamentale proprio cercare di proprio riprendere anche una posizione comoda nello stare appoggiati, quindi riprendere il contatto con le proprie sensazioni. Aprire una casa abbandonata del centro agrigentino e farla rivivere, riportarle la luce con l'aiuto dell'arte. Questo è quello che hanno fatto un gruppo di giovani il cui scopo è quello di attirare l'attenzione sugli edifici esistenti nelle nostre zone e troppe volte lasciati all'usura del tempo senza alcun intervento. Nuccio Zicari, proprietario dello stabile, ha infatti messo prima in sicurezza l'edificio dopo averlo acquistato, solo così ha potuto prendere vita all'evento temporaneo intitolato Rudere, luci attraverso il tempo. Un percorso al buio fatto di installazioni fotografiche e pittoriche nonché di proiezioni grafiche di forte impatto visivo. In cima ad una scalinata dal tetto alto e le pareti ingiallite, i ragazzi di Chrome Surgery, affiancati da quelli di Detto Fatto, hanno dotato i visitatori di piccole torce che hanno permesso di far luce sulle opere installate. Nei locali del Rudere di Via Neve, che tra l'altro è a disposizione di tutti gli artisti del territorio interessati ad esporre in questo suggestivo scenario. Apriamo per la prima volta a Gallery la pagina della cultura con Rudere, luci attraverso il tempo. Siamo nella via Atenea, il cuore antico di Agrigento. Un gruppo di giovani promettenti che amano questa città hanno voluto renderla migliore. Come? Portando l'arte nel cuore antico, nel centro storico. Vediamo di cosa si tratta. Siamo nella via Neve. L'obiettivo di questo progetto è portare la luce in un Rudere attraverso la bellezza dell'arte. Questa qui è una casa di 2 piani, era abbandonata da 30 anni, noi l'abbiamo aperta, abbiamo fatto delle installazioni e delle opere d'arte all'interno.
Sono 2 piani, buon divertimento. Rudere luci attraverso il tempo. Una prospettiva diversa, quella vista dai giovani agrigentini. Nuccio Zicari, proprietario di questo edificio, questo Rudere agrigentino, che ha voluto investire in qualcosa di diverso, portare l'arte, portare la luce dell'arte qui dentro. Da cosa è nata questa idea? Beh, l'idea nasce circa 2 anni fa, quando dopo che la mia famiglia ha rilevato tutta questa struttura che è circa 450 metri quadri su 2 piani, in uno stato di totale abbandono, di totale decadimento. Arrivo qui, tornato dal periodo universitario, visito lo stabile per la prima volta e lo trovo in un totale stato di devastazione, di distruzione, con cocci di monili buttati per terra, escrementi di animali, eccetera, eccetera. E questa cosa in un certo senso mi tocca e comincio a fare delle foto sparse un po' per tutta la casa, proprio per immortalare questo momento, tenendo conto che da un giorno all'altro sarebbero venuti degli operai per cercare di ripulire tutto quanto. E quindi ho voluto, tramite il mezzo fotografico, fissare proprio quel momento, consapevole che poi si sarebbe perso, ecco. Perché portare l'arte qui dentro e quale arte? Beh, portare l'arte qui dentro, perché al giorno d'oggi credo che l'arte sia un po' ecco, distante dal pubblico, ecco, dai luoghi comuni e dalla società, ecco, intesa nel senso più globale. Di conseguenza, proprio per distaccarsi un po' da quelli che sono i luoghi abituali in cui questo genere di interventi vengono fatti, ho deciso proprio di sfruttare un luogo completamente avulso da tutta questa consuetudine e sfruttare proprio il mezzo artistico per cercare di dargli un nuovo senso, ecco, un nuovo volto, e portarlo naturalmente al pubblico agrigentino e renderlo partecipe, ecco, di questo intervento. Raccontaci un po' il percorso di Rudere, ecco, come si svolge, come ci si muove all'interno di questa struttura? Allora, il visitatore arriva all'ingresso giù al pian terreno da un portone di Via Neve 4, immediatamente c'è una scalinata e arriva al nostro banchetto in cui gli viene consegnato un piccolo foglietto illustrativo con delle precauzioni a cui attenersi, onde evitare di correre il rischio, ecco, visto e considerato le condizioni, ecco, dello stabile. È dotato di una torcia con la quale, in maniera del tutto autonoma, puntandola a 360 gradi, scopre tutta la struttura e tutti gli interventi artistici fatti nella più totale autonomia. Ecco, proprio per regalargli questo senso di scoperta, questa atmosfera di vedo, non vedo, ecco, anche un po' un'atmosfera un po', se vogliamo, un po' lugubre anche, però allo stesso tempo sempre tesa, ecco, alla scoperta e all'esplorazione dell'ambiente. Qual è il messaggio che volete lanciare in questa mostra? Beh, innanzitutto non la definirei una mostra, perché perché mi vorrei distaccare, ecco, dal concetto canonico di mostra. È più un intervento artistico
che ha coinvolto me in prima persona per la mia passione, ecco, per quanto riguarda la fotografia, ma anche non può prescindere sia dal gruppo Detto Fatto, con riferimento a Luigi Greco, un architetto di Agrigento che ho conosciuto da poco e che mi ha entusiasmato ulteriormente nel portare avanti questo tipo di progetto. Un'altra associazione è la Chrome Surgery, creata da Lorenzo Romano e Livia Di Rosa. Il motivo è quello fondamentalmente di regalare un momento nuovo alla città, a chiunque volesse visitare questo luogo, e dare la possibilità di rendere partecipe di questo tutta la comunità, e farlo in una struttura che, se non fosse stata presa in considerazione questo intervento, sarebbe rimasta sconosciuta ai più e quindi vista solamente al di fuori come un rudere, quindi come una struttura abbandonata, lasciata, ecco, a se stessa e al suo deterioramento nel corso del tempo. Rudere è un progetto ambizioso che nasce dai giovani artisti agrigentini che vogliono che Agrigento possa trasformarsi passando dal passato. Ecco, conosciamo i due collaboratori di Nuccio che hanno portato avanti e in porto questa ambiziosa realizzazione artistica. Parliamo di Luigi Greco e Lorenzo Romano. Ecco, da cosa è nata la spinta per portare avanti questa idea così particolare e difficile, se così possiamo dire? La spinta e il desiderio di realizzare un progetto come Rudere è nato da una constatazione della realtà, quindi che le nostre città, il nostro paesaggio sono pieni di ruderi o di edifici abbandonati, di scheletri che spesso sono in posizioni veramente fantastiche, come i centri storici o vicino ad aree tutelate come può essere la Valle dei Templi o riserve naturali. Quindi sono lì e sono dei contenitori che altrimenti marcirebbero senza nessun motivo, però li consideriamo tutti i giorni, li vediamo passando con la macchina. Quindi la nostra idea è quella di poter riutilizzare questi posti e siamo in grado di poterlo fare perché abbiamo sia conoscenze tecniche sia la voglia veramente di lavorare in questa direzione. Centro storico di Agrigento sì, perché il centro storico di Agrigento, come purtroppo tutti conosciamo, è tristemente noto, anche legato ai crolli che sono avvenuti. Puntare sul centro storico sì, e si può e si deve, e ancora più valore quando è fatto dai giovani intraprendenti come loro, che ce la mettono tutta perché vogliono far sì che Agrigento possa puntare realmente a domani. Sì, credo che Agrigento, in quanto città considerata anche provincia, offra degli spunti che forse non vengono colti da tutti. Vederla anche da un punto di vista artistico e fare un gruppo per determinare azioni come questa, perché infatti è valutata come azione, perché 4 giorni per mettere su tutto è più un'azione che un lavoro vero e proprio. Noi siamo giovani comunque che veniamo da realtà molto diverse, da studi diversi, da lavori diversi. Riunire un po' le teste o l'animo, crearne uno solo, un'unica anima, questa è la forza forse che dà la spinta per creare tutto ciò. Ci troviamo in questo momento dinanzi a un'installazione davvero suggestiva. Ecco, di cosa si tratta? Allora, questa è una delle installazioni site specific presenti nella struttura, ce ne sono tante altre. Fondamentalmente si tratta di una ramazza, ecco, un'antica scopa che veniva utilizzata per rassettare, ecco, la casa o le abitazioni. Fondamentalmente non ha l'ambizione di avere un significato concettuale o quant'altro, ma più che altro è un intervento, uno degli interventi mirati che sono stati realizzati da tutto il collettivo senza una premeditazione. Cioè, nel primo giorno che siamo entrati qui
abbiamo visto le singole stanze e ogni stanza ci ha ispirato nella realizzazione di un intervento. Ecco. Ecco, Nuccio, per chi volesse conoscere il mondo di Rudere, le esposizioni, quello che contiene questa struttura, come può fare, come può mettersi in contatto con voi? Allora, per il momento è presente su Facebook un evento, ecco, un link ad un evento su cui ci sono tutte le informazioni riguardo al nostro collettivo, al nostro gruppo. Inoltre abbiamo creato una pagina Facebook dedicata che si chiama proprio Rudere. E poi naturalmente lì sono raccolte tutte le informazioni, quali indirizzi email, link blog o Twitter, ecco, per tutto quanto riguarda il panorama dei social network, che ormai è imprescindibile al giorno d'oggi come forma di comunicazione. Bene Nuccio, io ti ringrazio per essere stato con noi. Gallery anche questo, è arte, cultura e cultura dei giovani. Occupiamoci adesso del momento dedicato alla moda ed alla bellezza. Anche in questa puntata di Gallery non poteva di certo mancare questo atteso appuntamento. Protagonista della pagina moda di oggi, Valentina Carrubba, Miss Aprile Agrigento Flash 2013, seguita in un backstage fotografico e intervistata da Loredana Messana. Valentina Carrubba, 25 anni di Mussomeli, la tua una vita divisa tra moda, lavoro e studio. Sì, ciao, sono Valentina, come hai detto tu sono laureata, ho studiato in Scienze dell'Educazione e della Formazione, mi sono laureata 2 anni addietro, poi ho fatto varie cose, ho lavorato a Milano come educatrice, poi sono scesa alla nostra amata Sicilia perché ahimè la nostalgia si fa sentire, quindi bisogna tornare nella patria, l'amata patria. Dopodiché ho cercato comunque di trovare un lavoro che fosse pertinente ai miei studi, ai miei non l'ho trovato e quindi ho fatto altro. Attualmente faccio la commessa in un outlet, però mi dedico anche ad altre attività come ad esempio posare ogni tanto per qualche rubrica tipo questa di cui vado molto fiera di aver partecipato appunto oggi, sfilate varie comunque a servizi di ampio genere. Che dire, sono una ragazza delle passioni un po' anomale, se così si può definire, perché per esempio mi piace tantissimo scrivere, è una cosa che per me è una passione viscerale che ho da quando ero piccola e quindi non è una cosa che magari poco consueta, poco comune, però mi piace tantissimo. Oggi appunto hai posato per la rubrica Le Miss di Agrigento Flash sotto la cornice comunque della Valle dei Templi. Questa esperienza com'è stata? È stata un'esperienza molto particolare, molto arricchente, se non fosse per il freddo che comunque ha
ha toppato un pochettino il servizio, però per il resto è stata un'esperienza molto molto carina, voi tutti simpatici, veramente affettuosi e gentilissimi. E con questo servizio dedicato alla bellezza si conclude questa puntata di Gallery. Colgo l'occasione per ricordarvi di contattarci alla nostra pagina ufficiale su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/page/gallery, che è in continuo aggiornamento e costantemente monitorata dalla nostra redazione. Inoltre potrete seguirci oltre che su TVA, Televideo Agrigento LCN 92, Amica TV LCN 628, anche sul sito internet www.televideoagrigento.tv e su www.agrigentotg24. È davvero tutto per questa puntata, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alla prossima settimana per tantissimi nuovi servizi targati Gallery. Alla prossima!